Abramo s'aveva fatto vecchio, perché il tempo, si sa, passa per tutti. Aveva un servo che si interessava ad amministrare le cose della sua casa. Siccome Abramo era un poco ammatarazzato, si sdevagava da una seggia, si rese una bissatazza e chiamava il suo servo. «Oh, Attia, come ti chiami? Vieni qua!» A dire la verità, non sapeva come si chiamava. Abramo e tutti i kid della sua casa lo chiamavano «Au!» «I vostri comandi, don Abramo, qua sogno parlate!» «Guarda che fai, vieni qua avvicinati e mettimi una mano sotto la mia coscia perché mi fare un giuramento.» «Oh, ancora, mi sa che hai le mani fredde.» «Allora, come sai, mio figlio, Isacco, che lo partorivo donna Sara, mia moglie, cresceva, si fece bello picciotto, oh, pare un belere. Ora si sa che prima o dopo, ma insomma, è tempo che si marita, a così si sistema e io che restai vedovo, mi arrizzetto. Oh, ma giurare che sta carusa che sa maritare coi sacco la vai a cercare lontano di qua, di sto paese senza Dio. Ma donna Abramo, ma perché lei gira a cercare così lontano? Sapete come si dice? Femmine e voi, pigliatelli dei paesi toi. No, bello, meglio cercarla lontano. Come dice il proverbio antico, state lontano delle femmine di mala razza. Vada che fai? Corri in do paese un stanno i miei parenti. Ti informi e piglia una bella carosa per i sacco. Ma donna Abramo, mi temo che trovo questa bella carusa e io non vuole venire con me. Che faccio? Ma lo rincorro e la porto qua. O allora piglia il sacco e lo porto un dito. Oh, non da risicare e cerca di non mettere budicino sole. Ascolta chi che ti dico io. A sapere che mentre che era in mezzo all'oppiato, mi comparì un angelo di Dio e mi disse: «Abramo, non ti scordare che il paese onde stai t'appartiene per sempre e dopo che mori tutti i tuoi beni ci lasciare alla tua stirpe.» A così richiede don Abramo, allora si sasse la coscia e mette la mano ritta sotto la coscia di Abramo per fare sto giuramento. Dopo lo servo pigliò reci camiddi e partiu, si mise in cammino. Si portava magari un poco di oro, di gioielli e tante altre cose che ci aveva dato Abramo per regalarcille a chi che aveva a diventare a moglie di Isacco. Quando fu giunto vicino alla città di Nahor, se ci parrà davanti una beveratora, si fermò, spaiò l'armale e ci rese a vivere i reci camilli che erano appellati alla sete. Intrasatta, scurò, ed era l'ora che i femmine di casa ievano all'acqua a ghingheri quartare. O servo, prima che arrivavano le femminelle, disse: «Geova, Dio do me pacione, donna Abramo, per favore, facetemi sciogliere sto roppo.» Non lo facete per mia, ma per donna Abramo, che si è comportato sempre onestamente. Do frattempo, i femminelli della città erano quasi tutti aggiunti in da beveratura. Casemo, stanno arrivando. Chi da cui dico, per favore, ma porare da niccheri acqua da quartara che hai siti? E io mi risponde: «O sapevi, se addobbasse l'acqua, vostri camilli che avere appresso?» Facete che è chi da casa maritare coi sacco, per favore, facetemi capire qui è, perché mi stai confondendo. Prima ancora che il servo fineva di parlare, s'avvicinava una bella femminella con una quartara sopra la spalla. Si chiamava Rebecca. Bella, ma quanto era bella! Aveva tutte le bellezze del mondo.
e poi ne va stato mai zita con nudo. Arrivata in do schiccio la fontanella da beveratura, si inchiva a giara, s'ambunì un da spada e se ne stava a casa. All'improvviso, quando aveva fatto quasi una para di mesi, lo servo d'Abramo si ci avvicina e ci dice: per favore, signorinetta, ma non un po' di acqua la toggiara? Certo, caccia quartara, s'addobbasse. Quando servo si scolò tutta a giara, Rebecca ci disse: se sia vuole, vai a ghinghera a quartara una, due, tre, quattro volte, quante volte vuole. E ci rugna a vivere magari i suoi cammelli, a questi si addobbano magari da acqua. A quel punto, o servo arrestò come a mamma loccoto. Ma che dico, quasi all'accanuto. Tagliava da carusa e pensava: ma sarà ida o sarà nausea? Nel frattempo, i camelli annatavano dall'acqua di quando se non avevuto. Allora, o servo pigliavo l'oro che ci aveva dato Don Abramo, i bracciali, anelli, catenelle e una uccola a ponaso che pesava a rotolo o rotolo immenso. E ci disse: ma senti, ma tu di cos'è figlia? Ma poi, no, siamo stanchi. Per caso, ne potremo riposare l'ossa stanotte andato a casa? Ma io sogno la figlia di Betuelle. Se volete, avemo un bagliaro e mangiare per ausi e tutte l'armale che avete da presso. La nostra casa potete stare magari tutta la nottata. A sto punto, o servo d'Abramo si mise in ginocchio ca faccia in terra e disse: lodamo lo Dio di Don Abramo, Geova, che mi fece arrivare fino a qua, de parente do me pacione. A Carusa, tutta affrontata, de corsa sinne io a so casa e ci contavo tutto quello che ci accapitava in ta beveratura. Ida aveva un frate che si chiamava Labano. Iddo quando non disi chiddo che ci aveva succeduto a soro Rebecca, si susi ora seggia e come un saettone si niva a biveratura a cercare a chisso. Quando arrivavo da biveratura, o servo non se n'ava ancora aiuto. Era ancora là, che stavano a vivere i cametti. «Au, con voi parro, venite con me. Non è che potete stare qua all'acqua piovendo. Avanti, va, che andiamo a casa c'è posto per tutti e magari per l'armale». Quando che cano intra, l'abbono sistemava i camelli in da strada, ci lavava i paramenti e ci dese a mangiare. Nel frattempo, pigliava un bacile con l'acqua e ci dese servo e a tutta la comacca e, scusando l'espressione, per potersi lavare le pere. Poi l'abbono li fece assettare a tavola per mangiare. Però il servo di Abramo, prima di cominciare a mangiare, ci disse all'abbano e a tutti i presenti: non mangio se prima non ascoltate chi che vai a dire. E parrate, che andate a dire? Sogno servo di Don Abramo, come pacione gli avevo favore di Dio e ci ha dato tutti i suoi beni. In sostanza, Don Abramo gli aveva tutto bene di Dio. Don Abramo è un uomo ricco, gli aveva pecore e tanto bestiame. E poi gli aveva magari oro, argento, camilli, scecchi. La moglie di Don Abramo, Donna Sara, aveva a sapere che ebbe un figlio quando era ormai vecchia e non ne poteva avere più. A sto figlio, Don Abramo, quando muore, ci lascia tutte cose. A sto punto Don Abramo mi fece fare un giuramento e mi disse: oh, mi raccomando,
non ir a cercare a zita per mio figlio a mezzo a sti caioddi, perché sono una mala razza. No, valla a cercare in do paese onde stanno i miei parenti. Già, una bella carosa a trovi sicuramente. E allora ci disse, e su sta femmina non volesse venere? Non ti preoccupare, perché Dio stabiliva che con te viene magari un angelo e perciò il viaggio sarà tranquillo. A poi a pigliare una bella carosa in mezzo ai miei parenti. Se per caso i miei parenti non vogliono, allora tuo compito finisce qua. E il giuramento che mi faceste, o scioghiamo. Quando stamattina arrivai a Biveratura, io dissi, Geova, Dio do me passione, donna Abramo, su mentre vai a cercare a moglie di sacco e non mi succede niente, mi fermo vicino a Beveratura e quando arrivano i femminelli all'inghia guardare con l'acqua a una cirico. Per favore, marone un po' di acqua radoggiara. E ida mi rispondi, certo, caccia quattara, o savivi, ossia e magari camilli. Allora, per favore, speriamo che chi da cecco. Ancora stava parlando con me stesso quando ho visto arrivare a Rebecca caquattare de spalle e stava picchingilla. Allora ci disse, per favore, marone un po' d'acqua. Ida si scendeva a guardare la spada e mi disse, certo, caccia a guardare, a dubiti, e se non t'avevi tutta ci rugni a vivere magari e toccamenti. E poi ci domandai, ma di cos'è figlia? A sogno la figlia di Betuelle, a nipote di Navorro e Milka. A due punto ci mise a ucula in naso e i bracciali in depusa di mano. Dopo mi misi a ginocchioni e lodai Dio che mi fece arrivare fino a qua, perché caccia la figlia do frate di donna Abramo, per passioni, e ce l'hai a buttare a Iddo, perché vuole che si marita con suo figlio Isacco. Ora dipende tutto di voi, ma da dire se volete che io ci porto Rebecca e Isacco o se non volete. Mi raccomando, una cosa coglione, perché hai risolvere questo problema che mi pisa. Oh, questa è una cosa seria. Caccia a mano di Dio. Mi stanno arrezzando tutti i canni. Ma non sappiamo chi stiamo a rispondere. Rebecca è qua. Picchiatilla e portaci là, o figlio della tua persona. Come Dio comanda. O servo, a sto punto, contento che finiu come aveva a finire, si mise a ginocchioni a pregare. Dopo sdivagavo lo sacco di unni ne sceno fuori oro, argento, qualche cottonina e qualche vestito e ci rese a Rebecca. Vi renno tutte le cose, l'abbono e somaci rissono, ranno Dio. Allora lo servo ci rese macaraide un poco di robe e di gioielle. Nel frattempo aveva scurato. Era ora di mangiare. Piglia e ficano una bella tavolata. Dopo che s'abbuffano, s'alloppiano. Quando rapivo l'occhi, lo servo s'addunavo che era tardo. Ma la nova mia si mise fichitando, e anzi tarduni. Au, facci terminare, perché donna Abramo s'addemora ancora e non mi viene a arrivare, sta in pensieri. Au, fa una cosa, aspetta, falla demorare una decina di giorni, e a così ne aggudiamo un poco, e domenica saluta tutti i suoi parenti, gli amici, i carosiddi di qua. Ma manca a pararne. A chi mi volete fare passare, vai? No, 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 niente, guarda, facci terminare, che donna Abramo mi aspetta.
Allora facciamo una cosa, chiamiamo Rebecca e se ne vuole dire, piglia pa puttane. Rebecca, oh, Rebecca, vieni qua, senti. O servo di donna Abramo vuole che venite ora subito, mbrecchia, va, tu che vuoi fare? E mi ha domandato, e che vi pare che stai a pattenasti da... Oh, mi stai a pigliare la truscia e ne andiamo e addrizziamo. E fu così che fecero partere a Rebecca, caso criata, e tutti i suoi camerieri, insieme al servo d'Abramo e tutta la carovana. Domenzi ci fecero tutte le raccomandazioni che si possono fare a una figlia femmina che si sta accasando. Mi raccomando, Rebecca, cerca di essere una buona femmina di casa. Come dicevano gli antichi, non ti scordare, la buona moglie fa ricca la casa. E poi non ti scordare che i figli fanno figli e gingono la terra. A sto punto Rebecca, la sua criata, e tutti i camerieri acchianano un decamenti e si mettono un cammino, tutti appresso a carovana do servo di Abramo. Domenzi, Isacco, dopo una giornata di travaglio, si ne avaiuto in campagna a sfantasiare un poco. Si fece 4 passi e dopo si mise sul tampere di fico. Mentre si stava alloppiando, sentiva come sgroscio di cavalli o sbardo. Si ne accorgeva che da lontano stavano arrivando un cafolo di cammelli. Allora io pensavo, e sta carovana di gente, che ci fa qua? Ma chissà, cos'è che sono dalle conciate miei? Da dove vengono? Giunti vicino a Isacco, lo servo fece insegna a tutta la comacca di fermarsi. Ottolà, siamo giunti a destinazione. Desta la comacca c'era Rebecca sopra un cammello. Ida, vi renna do bello caroso, piglia e disse, au, au, questo bello picciotto che pare un belere, che è tutto stinnicchiato sotto sto pere di fico. E chi vuole? Signorinetta, è Isacco, un figlio di donna Abramo, me patrone. Subito Rebecca addiventava russa come una paparina e si calava il velo per commigliare sa faccia. Giunti a sto punto, il servo ci contava Isacco per filo e per segno uno di tutto chidro e chidro che ci aveva succeduto. E ci disse che sta carusa era Rebecca, sua cucina, con cui idro sapeva ammaritare. Isacco, vedendo da bella carusa, mi pare che disse, Rannidio, ma chi sei donna di poesia? Oh, bravo, allora non solo manteniste un giuramento che faciste a me pace, ma mi buttaste a femmina più bella che ci poteva essere. Si vede da lontano che sta carosa è femmina abbassata e di buona famiglia. Allora Isacco si rese una scotolata e si fece conoscere di Rebecca dicendoci «Bella delle belle, scendi di sto cammello e fatti ingere da tua creata una bacinella di acqua e te leva tutto sto prolazzo che hai d'incontro. A poi t'allicchetti tutta e vieni con me, che ti porto nella tenda, donde mi crescevo me masi e ne maritiamo». E fu così che Isacco e Rebecca s'accasano. Il giacco tempo non ci fece mancare a Isacco l'amore de Masi che ci aveva dato Sara, perché l'aveva arrivato di quando era negozio in Salanaca.